Accoglienza in tilt, sfida al sistema, rimanda in prefettura i profughi che gli erano stati scaricati davanti al municipio. Lui è Davide Dorantani, il sindaco di Castelgomberto, e la sua provocazione è l'ultimo colpo di scena di una vicenda che ha scatenato un terremoto politico. L'ho vissuta nel tentativo di provocare una situazione che faccia capire che certe cose non devono ripetersi. Questa è la lettera con cui ieri sera il sindaco di Castelgomberto ha annunciato al rappresentante del governo l'intenzione di portare a Vicenza e affidare agli uffici della prefettura i migranti che gli erano stati lasciati davanti al municipio. Sfido chiunque, 3 ragazzi di 21-22 anni abbandonati davanti a una piazza in un paese straniero, di lasciarli là. Noi l'abbiamo subito, ma non facciamo queste cose. Ci sono dei passaggi schietti molto diretti in cui Davide Dorantani, nella sua lettera alla prefettura, spiega che in questi giorni ha sentito un senso di frustrazione e abbandono. Non avendo spazi appropriati per accogliere, scrive il sindaco, ha avvertito una forzatura alla responsabilità del suo ruolo istituzionale che lo ha costretto a trovare e a improvvisare una sistemazione per i profughi, individuata poi nel centro sportivo del paese. E vedete, questo è l'alloggio di fortuna ricavato nel centro sportivo di Castelgomberto. Ci sono le panche, questo originariamente è uno spogliatoio trasformato in un alloggio con 3 letti per i 3 profughi. E poi ci sono le stoviglie, ci sono le coperte, c'è quello che rimane della colazione, quindi le tazze, i piatti, forchette, coltelli, insomma qui hanno passato le ultime 2 notti, un alloggio di fortuna che è stato improvvisato dal sindaco Davide Dorantani. E proprio il sindaco di Castelgomberto conclude la sua lettera spiegando la difficoltà a mantenere con un minimo di dignità i 3 migranti e per questo annuncia di volerli portare a Vicenza per consegnarli agli uffici della prefettura. Oggi però Davide Dorantani non ha avuto bisogno di mettere in pratica le sue intenzioni perché proprio la prefettura ha mandato un furgone per riprendere i 3 profughi. Il programma prevedeva di fotosegnalarli in questura, ma poi a Castelgomberto non sono più stati riportati. La gestione così non può funzionare e chi patisce questa nostra incapacità sono i migranti e noi non possiamo non rispettare queste persone, perché quando queste persone arrivano noi dobbiamo avere un'accoglienza che funziona, perché non possono vivere dentro uno spogliatoio, non possono vivere dentro uno sgabuzzino, dobbiamo dargli quello di cui hanno bisogno, perché sono esseri umani e questo noi lo dobbiamo rispettare sempre e comunque. Oggi quello che è successo a Castelgomberto fa storia. L'accoglienza va regolata, condivisa, altrimenti i comuni, quando non sono nelle condizioni di ricevere i profughi, potrebbero seguire l'esempio di Davide Dorantani, che con la sua provocazione forse ha aperto una strada, quella della sfida al sistema.